sono 86.000 gli ex azionisti su 207.000 che non hanno aderito all'offerta di transizione chiusa nel marzo del 2017, quando i due istituti bancari veneti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, avevano deciso di evitare lunghi contenziosi con i loro soci, mettendo a disposizione una cifra di poco inferiore ai 500 milioni di euro. Ad oggi gli azionisti che non hanno accettato il rimborso sono ancora in attesa di conoscere il destino dei loro risparmi. Abbiamo chiesto a Sergio Berlato, capogruppo di Fratelli d'Italia del Veneto e segretario della commissione d'inchiesta sul sistema bancario veneto, la situazione dopo il default delle due banche. La posizione di Fratelli d'Italia, partito del quale sono coordinatore regionale per il Veneto, è sempre stata chiara. Noi vogliamo che tutti i risparmiatori che sono stati truffati per una gestione delle banche popolari alquanto singolare siano totalmente risarciti di quanto è stato loro sottratto. Ciò significa non accettiamo l'idea che debbano subire il ricatto di accettare un compromesso a ribasso, rinunciando anche, come vorrebbe il governo, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di queste situazioni. In un paese normale situazioni come quelle capitate per le banche popolari venete avrebbero visto i responsabili, una volta accertate le loro responsabilità, ammanettati, assicurati alla giustizia e i loro beni, non sempre lecitamente acquisiti, sequestrati e messi a disposizione di tanti soci che sono stati vittime di questi raggiri. Purtroppo nel nostro paese vediamo ancora che speriamo che la giustizia faccia il suo corso in fretta e non si possa contare sulla prescrizione che incombe, e speriamo che venga fatta giustizia e che quindi che tutti i risparmiatori vengano totalmente risarciti e che i responsabili di queste malefatte vengano assicurati alla giustizia. Noi abbiamo preso atto degli impegni che si sono assunte le forze che fanno parte di questo governo, quindi 5 Stelle e Lega. Queste forze durante la campagna elettorale si sono assunte l'impegno di risarcire totalmente i risparmiatori truffati. Devono onorare questo impegno. Se non lo facessero, chi di dovere presenterà loro il conto, e tanta gente che li ha votati in fiducia di queste rassicurazioni, se si sentissero presi in giro per l'ennesima volta, credo che ripagheranno con adeguata moneta coloro che hanno fatto tante promesse ma che non hanno mantenuto quanto si erano impegnati a fare. Piccoli azionisti di fatto sono stati azzerati nel 2016 con l'ingresso del Fondo Atlante. La mala gestione dei due istituti aveva fatto crollare i prezzi dei titoli a pochi centesimi, dai 62,50 euro di Popolare di Vicenza e 40,75 di Veneto Banca. A Isabella Dotto, assessora alla trasparenza del Comune di Vicenza, abbiamo chiesto quali siano i provvedimenti che la nuova amministrazione intende attuare a tutela dei propri cittadini, colpiti dal fallimento degli istituti bancari. Il primo giorno che ci siamo insediati come giunta comunale abbiamo incontrato l'ufficio di presidenza della commissione inchiesta regionale che è stata istituita appunto con delibera numero 205 ancora il 17 dicembre 2017 per affrontare il tema appunto gravi fatti riguardanti il sistema del bancario veneto. Ebbene, a noi come amministrazione ci è stato chiesto da parte dell'ufficio di presidenza, tra i cui componenti c'è appunto il consigliere regionale Sergio Berlato, di redigere una relazione dettagliata sulle dimensioni di questo fenomeno. Quindi qual è stato sostanzialmente l'impatto effettivo sulle famiglie e sulle imprese della crisi del sistema bancario in Veneto, e la fotografia che ne è emersa dalla realtà è a dir poco sconcertante, perché pensiamo che solo per la città di Vicenza di media ogni famiglia da questa crisi ci ha perso 45.000 euro, le stesse imprese 75.000 euro. Quindi una fotografia appunto della realtà che fa capire quanto impattante sia stata effettivamente la crisi del sistema bancario nella nostra regione e su tutto il nostro territorio, sia per le famiglie che per le imprese. E speriamo anche, soprattutto, che i cittadini abbiano una risposta in tempi rapidi dalla giustizia. Sappiamo che il 1° dicembre inizierà il processo penale in Tribunale appunto di Vicenza. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e soprattutto che dia risposte puntuali ai nostri appunto cittadini. Abbiamo diritto di avere tutti una risposta dalla giustizia. Infine abbiamo ascoltato due azionisti pesantemente colpiti dal fallimento di Banca Popolare di Vicenza, che si definiscono pessimisti sul recupero dei propri fondi investiti. Non lo so,
come si andrà a finire. Io dal canto mio sono anche un po' pessimista perché come tutte le cose italiane vedo che girano e poi non concludono, però è positivo che se ne parli. Che è tipico degli italiani fare questi giochetti qua probabilmente, perché non sappiamo, quello che aveva in mano tutto l'è sparito come neve al sole.